Presento Pietro Ceccaroni, il secondo acquisto della nuova stagione, un difensore mancino per chi non lo conoscesse, che io conosco bene, l'avevo cercato anche l'estate scorsa ma lo Spezia non lo mandava a giocare. L'ho seguito in particolare quando giocava nella Spalla, che ritengo che sia un giocatore di ottima prospettiva. Ho provato anche a fare qualcosa di più con lo Spezia, ma mi ha concesso solo il diritto di riscatto e si è tenuto ovviamente il conto di riscatto. Va a completare il reparto difensivo, con lui oggi abbiamo chiuso il reparto difensivo e sono contento perché penso che sia un ragazzo di prospettiva, sono convinto che darà un contributo importante alla nostra causa e niente, adesso passiamo la parola a lui. Presentati pure. Vabbè. Buongiorno a tutti, io sono Ceccaroni, Pietro, il direttore ha già spiegato che sono il difensore mancino. Mi piace giocare con la palla, è una delle mie caratteristiche e sono molto contento di aver firmato qui. È una piazza importante che è tornata in un campionato importante come quello di Serie B, molto difficile, molto lungo, però penso che il direttore e la società sta facendo una squadra importante e competitiva e non vedo l'ora di cominciare. Mi hanno parlato molto bene dell'ambiente, dei tifosi, della società, del mister che è molto esigente, però non vedo l'ora di iniziare appunto dal ritiro e di dare il mio contributo sul campo per la squadra e per questa società che mi ha voluto fortemente. Io sono stato subito convinto di venire qui. Trovi subito un tuo ex compagno che abbiamo appena presentato l'altro giorno, Capelli. È importante comunque tra centrali difensivi avere già una buona intesa, no? Sì, certo, conoscersi è fondamentale, soprattutto come hai detto tu in difesa, perché aiuta quando uno sa magari i difetti dell'altro e ci si può dare una mano. Poi appena conosceremo anche gli altri compagni sarà tutto più facile. Comunque sono contento di trovarlo, un ottimo giocatore e anche un'ottima persona dentro e fuori dal campo che sicuramente darà molto al gruppo e aiuterà a crescere i più giovani. Tu sinistro, lui destro, potete giocare tranquillamente in coppia, sì, no? quello sì, poi sarà il mister a decidere chi giocherà e come si giocherà, però sicuramente possiamo giocare insieme. Senti, ti hai anticipato in questo percorso l'anno scorso Pulzetti, no? Con cui hai giocato insieme 2 stagioni fa. Hai avuto modo di contattarlo prima di arrivare a Padova in questi giorni? O... Sì, mi ha chiamato 3-4 giorni fa, mi ha raccontato un po', mi ha spiegato un po' la situazione, la società, la squadra e tutto, mi ha convinto ancora di più a venire qua. Anche lui è un giocatore importante, penso che abbia dato molto l'anno scorso e ha fatto vedere il suo valore. Quest'anno darà una grande mano alla squadra, anche lui è un'ottima persona e sono contento di ritrovarlo. Possiamo dire che è come 2 chiocce, diciamo, quando arrivi qui a Padova, cioè sei mani sicure perché comunque ti affidi a delle persone che conosci, esperte, che possono darti una mano, oltre a tutti gli altri che man mano è importante, penso, no? Sì, molto importante perché conoscere 2 persone di esperienza che hanno vissuto il calcio a livelli molto alti come la Serie A ti dà una grande mano a crescere. Già me l'hanno data in passato quando ero ancora più giovane, adesso mi aiuteranno sicuramente a entrare a far parte del gruppo, a conoscere meglio gli altri ragazzi e durante il campionato nei momenti magari un po' più difficili ti possono dare una mano a rimanere tranquillo, a gestire le pressioni magari. E su questo non ho dubbi perché sono due ragazzi eccezionali che mi hanno sempre aiutato. Sul ruolo, ho letto che avevi ripartito anche come terzino sinistro all'inizio, o è stato solo all'inizio o ti è capitato anche in tempi recenti di giocare in fascia? Mi è capitato nel settore giovanile a Spezia, però l'anno scorso qualche partita da terzino sinistro, diciamo un po' in emergenza, l'ho fatto. Non è proprio il mio ruolo, però se ci fosse bisogno potrebbe essere una soluzione, poi sarà il mister a decidere. Non è proprio il mio ruolo, però in caso di emergenza può essere una soluzione magari. Sulla base ovviamente di quello che dicono gli altri che hai sentito, i tuoi pregi, i tuoi difetti, un po', sei ancora giovane, quindi i margini di sicuro ci sono, un po' quindi quali sono il tuo punto forte e le cose in cui devi migliorare, e sei anche un modello di riferimento come difensore.
professore, magari sin da bambino? Vabbè, fin da bambino il modello di riferimento è stato, e anche adesso, Thiago Silva, che fortunatamente è tornato a livelli altissimi in questo mondiale. E per quanto riguarda me, mi piace giocare molto con la palla, penso di essere un difensore tecnicamente abbastanza valido, poi sarà il campo a dimostrarlo, e magari devo migliorare un po' sull'aggressività, ma so che da questo punto di vista il mister ci tiene molto, quindi devo subito mettermi in riga e partire forte dal ritiro per dimostrare di meritare di giocare e di migliorare anche sotto quel punto di vista. Senti, come trattativa sei stato tu magari a dire allo Spezia che valutavi un prestito per giocare di più, è stato più lo Spezia a dirti che voleva permettere di giocare di più? Come è andata? Insomma, perché comunque hai fatto le ultime 2 stagioni lì, che la società dove sei cresciuto. Sì, no, sinceramente io volevo fare un'esperienza lontana da Spezia, dalla mia città, anche perché l'ultima stagione non ho giocato tantissimo e quindi avevo voglia di cambiare, di trovare nuovi stimoli. E il Padova si è fatto subito sotto e io sono stato subito convinto di venire qui. Come ho detto prima, è una piazza importante e non vedo l'ora di cominciare, perché il campionato di Serie B è bello e speriamo di fare una buona stagione. Proprio perché porta fortuna. La casistica è poco, ma la volta che sei andato via da Spezia... Sì, quando sono andato via ho portato fortuna, sì. Speriamo, quello sarebbe un sogno magari. Magari portare in alto il Padova, fare un campionato di alto livello sarebbe molto bello, però adesso teniamo i piedi per terra e pensiamo che siamo una squadra neopromossa, quindi pensare prima a salvarsi, a dare il massimo ogni partita, poi nel corso del campionato vedremo quale sarà il nostro livello. Senti, non so se hai in vacanza, hai guardato un po' i giornali sportivi, eccetera. La B che si annuncia quest'anno, almeno per le prime operazioni, secondo te sarà ancora più difficile dell'anno scorso? Come la vedi? Ma il campionato di Serie B lo vedo sempre molto equilibrato, magari 3-4 squadre punteranno ad andare su dirette, adesso vediamo anche il caso dei ripescaggi e tutto è ancora un po' ancora tutto da delineare la Serie B, però sicuramente tutte le partite saranno molto equilibrate. Non partirà mai una favorita sull'altra, quindi ci sarà da lottare dall'inizio alla fine e niente, speriamo di dire la nostra e di giocarcela come sicuramente faremo con tutte le altre squadre e di dimostrare il valore della squadra che pian piano si sta sviluppando in campo.